martedì 20 maggio. Vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, partendo dal Corriere della Sera, che apre su due questioni. La prima, a centro pagina, la questione della nuova tassa sulla casa, la Tasi, che è una delle componenti della nuova tassazione su immobili e terreni. Rinvio per le città in ritardo, titola il Corriere, la proroga al 16 settembre per chi non fissa subito le aliquote. Nei comuni che hanno già deciso le aliquote, la prima rata dell'imposta sulla casa si paga a giugno. La scadenza per il pagamento della prima rata Tasi, nuova tassa sulla casa, slitta dal 16 giugno al 16 settembre, ma solo nelle città che non fisseranno aliquote e detrazioni entro il termine previsto dalla legge, cioè venerdì prossimo. Al momento sarebbero la stragrande maggioranza. Secondo Confedilizia hanno provveduto 972 comuni su 8.000. Il commento su questa questione di Enrico Marro: un'incredibile e molto salata tassa delle beffe. Ci avevano detto, governo Letta, che non avremmo più pagato l'IMU sulla prima casa. C'è anche un partito, il Nuovo Centrodestra, che dice: abbiamo fatto la scissione da Berlusconi rimanendo al governo per non far pagare la tassa sulla prima casa. E non è vero, anzi, una parte dei proprietari pagherà di più. E anche gli inquilini, scrive Marro, dovranno far fronte a una nuova tassa, la Tasi, appunto, la tassa sui servizi cosiddetti indivisibili, illuminazione pubblica, polizia municipale, eccetera. Ma le salate addizionali IRPEF, allora, cosa le paghiamo a fare? Ci avevano detto, anzi è scritto nella legge di stabilità, che per il pagamento della IUC, che è la somma di Tasi più IMU più Tari, i comuni avrebbero inviato a casa dei contribuenti bollettini precompilati. E non è vero. I tecnici del Ministero dell'Economia avevano preparato il provvedimento, che però è rimasto nel cassetto. Forse si sono resi conto che tantissimi comuni non sarebbero stati in grado di fare i calcoli e spedirli in tempo, col rischio di una montagna di ricorsi. E poi dovremmo credere che dal 2015 il fisco ci manderà a casa addirittura la dichiarazione dei redditi precompilata? Ci avevano detto che il nuovo sistema sarebbe stato all'insegna della semplificazione e del federalismo. E non è vero, scrive ancora Enrico Marro in prima pagina sul Corriere della Sera. Il governo Letta, estenuato dal pressing dei mesi dell'allora PDL che pretendeva l'abolizione dell'IMU sulla prima casa, il governo Letta si inventò una nuova tassa, la IUC, imposta unica comunale, che ne nasconde ben 3 di tasse, 2 vecchie, l'IMU e la Tari, tassa sui rifiuti, e una nuova, la Tasi appunto. Un gioco delle 3 carte che nasconde un aumento del prelievo complessivo. Tant'è vero che mentre nel 2013 il gettito IMU era stato di 20 miliardi, per il 2014 quello di IMU più Tasi oscillerà tra 24 e 27 miliardi. Quest'ultima è l'ipotesi più probabile. L'ufficio studi Will ha calcolato che in 12 città capoluogo delle 32 che hanno fissato le aliquote si pagherà in media per la Tasi sulla prima casa più di quanto si pagava per l'IMU. Quanto alla semplificazione, nessun passo avanti, basti pensare che c'è chi pagherà 4 tasse diverse. Si tratta di coloro che hanno una seconda casa nel comune di residenza sfitta, cioè non affittata, verseranno l'IMU, la Tasi, la Tari e infine l'IRPEF nella dichiarazione dei redditi. Ovviamente con scadenze diverse tra acconti, rate, saldi, ognuno secondo aliquote diverse e districandosi in un groviglio di detrazioni. Si calcola che per la sola Tasi si possano avere fino a 8.092 modalità di applicazioni diverse e 75.000 combinazioni di aliquote e detrazioni per reddito, per rendita catastale, per nucleo familiare e così via. Morale, scrive Enrico Marro sul Corriere della Sera: i calcoli uno non se li può fare da solo, ma deve mettersi in fila al CAF, Centro di Assistenza Fiscale, o da un consulente. Lo deve fare all'ultimo minuto, perché, come sempre è accaduto negli ultimi anni, i comuni mica decidono per tempo, un po' perché devono aspettare gli adempimenti del governo. Quest'anno poi ci sono pure le elezioni, domenica si vota per europee e comunali. Dove si vota le amministrazioni hanno preferito non deliberare le aliquote odiate dagli elettori. Degli altri 4.000 e passa comuni, meno di 1.000 si sono assunti la responsabilità di decidere, il resto non lo ha fatto e non si capisce perché.
A questo punto, conclude Marro, sulla prima casa parte dei cittadini, quelli dei comuni che hanno deciso, deve pagare la prima rata della Tasi entro il 16 giugno. Il resto, la maggior parte, avrebbe dovuto versare tutto a saldo il 16 dicembre. Normale, si direbbe, seguendo la logica federalista che, ci hanno spiegato, ispira la riforma. I comuni che hanno fatto i compiti a casa incassano il dovuto a giugno, gli altri niente fino a dicembre, così imparano. E invece no. È montata negli ultimi giorni la richiesta al governo della proroga della prima rata per i comuni inadempienti, richiesta accolta con lo spostamento del termine al 16 settembre, alla faccia del federalismo che dovrebbe responsabilizzare gli enti locali, con l'aggravante che i cittadini dei comuni che hanno fatto il loro dovere pagheranno subito, mentre quelli dei comuni inadempienti potranno aspettare fino a settembre. Non solo, i municipi ritardatari riceveranno dal governo un anticipo sul mancato gettito di giugno. Insomma, non ci rimetteranno nulla. Ritardare ha pagato, una beffa per chi ha rispettato i termini di legge. Il governo Renzi, nota infine Enrico Marro in prima pagina sul Corriere della Sera, ha ereditato l'impianto di questa tassazione dal precedente governo, ma non se ne può disinteressare. Che senso avrebbe lavorare per mandare a casa la dichiarazione dei redditi precompilata se contemporaneamente restasse in piedi questo sistema sgangherato di prelievo sugli immobili? Una proroga non serve, tranne che a premiare i furbi. Questo sulla Tasi in prima pagina sul Corriere della Sera. L'altra questione del giorno è Grillo in TV. Grillo all'attacco, show in TV. Battaglia finale con Renzi, titola il Corriere della Sera, il debutto del leader 5 Stelle a porta su Rai 1. Dopo 20 anni d'assenza dalla Rai, Grillo si presenta sui divanetti della tanto vituperata Porta a Porta di Bruno Vespa. La battaglia con Renzi e il governo dura dal mattino, da quando Grillo ha previsto per Renzi sconfitta e sparizione con la lupara bianca. E davanti a Vespa abbassa i toni, è il titolo del commento sulla performance di Grillo a porta firmato da Aldo Grasso. La mia è una mossa politica, sono qui per combattere un pregiudizio. Con queste parole Beppe Grillo si dice commosso di entrare nello studio di Porta a Porta, ma svela subito che il pubblico è la coreografia del paese pagato per non dire nulla, dice Grillo. Perché Grillo è andato da Vespa? Perché ha scherzato sulle accuse rivolte in passato al conduttore? Per almeno 3 motivi, scrive Aldo Grasso. Il primo è il motivo più ovvio, teorizzato dallo stesso Grillo. Vado a porta per rivolgermi a quella gente di una certa età che ha un pregiudizio su di me e per dirgli che non sono né un violento né un esagitato. Ha ripetuto che rappresenta una rabbia buona. Il secondo motivo è per ribadire la sua leadership come Casaleggio ospite da Lucia Annunziata. Quando il gioco si fa duro entra in azione il capo. Il terzo motivo meno esplicito. Grillo cerca uno sfondamento a destra. Cerca di prendere voti anche dai moderati che non hanno più fiducia in Berlusconi, ma sono interessati a certi temi su cui Grillo ha insistito, come l'Expo che deve chiudere. C'è la mafia dappertutto in quel posto, ha detto Grillo. Dopo gli arresti, la Tangentopoli da larghe intese può veicolare verso il Movimento 5 Stelle i voti di strati di società che non ne possono più, ma che qualche settimana fa non lo avrebbero preso in considerazione. Entomologia dei media, scrive Grasso. La vespizzazione di Grillo o la grillizzazione di Vespa? Mai avremmo creduto di vedere Grillo nel salotto di Vespa, ma la politica è l'arte dell'impossibile. Grillo costretto a fare un mini comizio, un po' per volontà sua, un po' per le domande incalzanti del conduttore. Se interrotto è meno efficace. Il pubblico di Vespa è tradizionalmente anziano, non abituato ai toni esasperati e alle arringhe turpiloquenti. Si può dire che la classe politica è una società a delinquere di stampo legale che verrà cacciata, ma non in modo violento. L'abilità del comico è quella di cavalcare tutti i mal di pancia del paese, mai indicare una soluzione. Così Aldo Grasso in prima pagina sul Corriere della Sera. Gianantonio Stella invece si occupa della corsa siciliana del sardo Soru, la storia della campagna elettorale per le europee nella circoscrizione Isole versante PD, è tutta nella corsa di Renato Soru, l'ex presidente della Sardegna,
che deve trovare in Sicilia i voti indispensabili, missione quasi impossibile, previste 3 preferenze e la Sicilia ha il triplo degli elettori sardi. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, poi, cyberguerra tra Stati Uniti e Cina, atto primo, Washington denunciava da anni attacchi informatici cinesi contro aziende americane. Ieri è passata alle vie di fatto. Per la prima volta nella storia dei rapporti tra Cina e Stati Uniti, il Ministero della Giustizia statunitense ha incriminato 5 ufficiali cinesi con foto segnaletiche dell'FBI diffuse, accusati di avere rubato segreti industriali. Fiorenza Sarzanini si occupa poi in prima pagina sul Corriere dell'Expo e del caso Scajola, l'inchiesta sulla latitanza dell'ex deputato PDL Amedeo Matacena. Claudio Scajola aveva affidato parte del suo archivio, centinaia di documenti portati via dal Ministero dell'Interno, a un agente del servizio segreto militare che li custodiva nel suo appartamento. Nuove intercettazioni invece nell'inchiesta sull'Expo, poi vediamo. E a chiudere la prima pagina del Corriere della Sera, dall'Emilia, la storia di Paolo Preti, imprenditore, azienda distrutta dal terremoto con 3 morti e poi la ripresa, storia di una rinascita dopo il sisma. I miracoli sono di moda in Emilia, scrive Francesco Alberti, da quando maggio 2012 le fauci della terra si mangiarono a rate case e aziende, chiese e negozi, centri storici e scuole. Paolo Preti, modenese, 55 anni, il suo personale miracolo se l'è costruito da solo. La sua azienda, la Meta, meccanica di precisione, completamente distrutta 2 anni fa, non solo ha ripreso a pieno ritmo, ma l'ultimo fatturato è stato superiore del 10% a quello del 2011, prima del terremoto. Dallo Stato ho avuto poco e nulla, solo il 15% dei danni, dice l'imprenditore. 3 suoi dipendenti erano morti sotto il capannone collassato. Così sono rinato da solo dopo il sisma, racconta l'imprenditore modenese al Corriere della Sera. Per la strage in Gallura invece arrestato il presunto killer del piccolo Pietro e dei suoi genitori, un amico di famiglia, amante della madre, è già coinvolto nei giri di usura del padre. Del padre e la madre sono stati uccisi insieme al ragazzino di 12 anni. Infine l'inchiesta, eroina e canapa dall'Albania all'Italia su aerei da turismo. La denuncia viene dagli investigatori. Eroina e erba, marijuana, dall'Albania in Italia sugli aerei da turismo. Ora i trafficanti atterrano nei piccoli aeroporti. Da gennaio sequestrati 9.730 kg di canapa, vie di ingresso Italia-Europa, spostamenti sotto i 1.500 piedi per evitare i radar, l'allarme della Questura di Milano che chiede più controlli negli scali del nord. E questi sono gli argomenti di prima pagina del Corriere della Sera. Per quanto concerne la cronaca milanese invece, ma non solo milanese, in primo piano c'è la questione dei taxi e della protesta a oltranza. Continua lo sciopero contro Uber, una società di noleggio auto con conducente, pestaggi conferiti tra centrale di Milano e aeroporto, un calcio alla schiena, altri alla macchina, sputi, ruote sgonfiate, occhi trapassati dal terrore del linciaggio. Abusivo, infame e illegale sono gli insulti più urbani ieri pomeriggio in stazione centrale verso un uomo sulla sessantina che stava adescando clienti, l'accusa, e poi eccone un altro e un altro ancora, tutti che corrono a fare branco. Tu non torni a casa stasera, portaci alla macchina. Cronache di una giornata di violenze minacciate, con i vigili costretti dalla folla urlante, scrive il Corriere della Sera, a prendere le generalità degli abusivi, mentre i taxi ancora non caricano passeggeri, nonostante l'ultimatum sancito nel pomeriggio dal vertice tra prefetto e questore in un corso Monforte presidiato. Mentre, sempre su Milano, Molise Calvairate, il quartiere sotto assedio, occupazioni e ora anche scontri in pieno giorno con occupanti abusivi contro occupanti abusivi, italiani contro rom. Ieri in via Ciceri Visconti, in piedi su barricate improvvisate con bidoni della spazzatura e carrelli della spesa, erano pochi facinorosi ma sufficienti a tenere in scacco il quartiere. A innescare la miccia è stata un'operazione della polizia che ha perquisito un appartamento trovando refurtiva. Abusivi dell'Aler contro gli sgomberi.
Infine il Corriere in cronaca di Milano si occupa del patrocinio di Regione Lombardia al Gay Pride, Lega divisa, il voto dell'ufficio di presidenza regionale sull'iniziativa del 24 giugno, sì al patrocinio del Gay Pride a Milano dal 24 al 30 giugno, con il voto favorevole e decisivo del numero 2 del Consiglio regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti, della Lega Nord. L'ufficio di presidenza della regione ne ha discusso a lungo ieri pomeriggio. Favorevoli Sara Valmaggi del PD, Eugenio Casalino, Movimento 5 Stelle, e contrari Raffaele Cattaneo, Nuovo Centrodestra, Daniela Maroni della omonima Lista Maroni. Il sì del Lombard Cecchetti ha sbloccato la situazione di stallo. E così anche Regione Lombardia, solida maggioranza di centrodestra, patrocinerà il Gay Pride edizione 2014. Polemica assicurata per l'ennesima spaccatura in regione tra Nuovo Centrodestra e Lega. Il presidente Ciellino del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo punta il dito contro l'incoerenza del Carroccio. La concessione del patrocinio, su cui è tenuto a esprimersi l'ufficio di presidenza, è vincolata al valore culturale, storico, artistico e popolare dell'iniziativa e alla valorizzazione delle realtà che operano nella nostra comunità e nel loro territorio. L'iniziativa Milano Pride 2014 non risponde a queste caratteristiche. Dispiace, dice Cattaneo, che sia stato il vicepresidente Cecchetti, leghista, a esprimere il parere decisivo, spaccando la maggioranza e votando col PD e col Movimento 5 Stelle, contraddicendo nei fatti la linea di difesa della famiglia tradizionale sostenuta a parole dal suo partito, dice il presidente del Consiglio regionale lombardo. E già che siamo in cronaca di Milano, dal Corriere della Sera, ancora da segnalare a proposito di Regione Lombardia, il presidente Maroni che spinge per le dimissioni dei manager della sanità sotto inchiesta, vertice di maggioranza col governatore, mentre c'è la questione dei posti di lavoro nella sanità promessi a chi vota la nipote da parte dell'assessore alla salute Mantovani, vicepresidente della Regione Lombardia. Un video pubblicato da Repubblica imbarazza l'assessore Mantovani, che dice però non ho mai raccomandato nessuno. Il governatore Maroni spinge per le dimissioni dei manager ospedalieri finiti sotto inchiesta, sui quali pende la richiesta di arresti. Questo emerge dal vertice di maggioranza di ieri. Nel mirino Mauro Lovisari di Lecco, quota Lega, Paolo Moroni di Melegnano, quota PDL, insieme con la direttrice amministrativa Patrizia Pedrotti. A Lovisari è contestato d'essersi messo d'accordo con la cupola di Gian Stefano Frigerio, l'ex politico democristiano e poi Forza Italia agli arresti, per turbare una gara di forniture ospedaliere e far vincere la Servizi Ospedalieri di Ferrara, riconducibile agli imprenditori Marini e Leonardelli. Moroni e la Pedrotti sono accusati di avere prorogato per 36 mesi un contratto da 14 milioni di euro per le pulizie in favore di imprenditori d'accordo con la cupola di Frigerio, mentre i due manager avrebbero dovuto fare un bando di gara. Sono comportamenti contrari al codice etico? Per stabilirlo da ieri è al lavoro la commissione di inchiesta annunciata dal presidente Maroni. I vertici della Regione Lombardia dicono che è meglio che i manager sotto inchiesta facciano un passo indietro. Di ieri è anche la lettera inviata dal segretario generale della Regione, il leghista Andrea Gibelli, ai direttori generali. Un invito a svolgere le funzioni pubbliche con disciplina, onore, imparzialità e lealtà al servizio esclusivo della comunità. Ma proprio nel giorno che segna anche la tregua tra Maroni e l'assessore alla sanità Mario Mantovani, escluso negli ultimi giorni dalle scelte strategiche sulla riforma della sanità, rimbalza un video online destinato a creare imbarazzo per promuovere la candidatura a sindaco di Arconate, di cui è stato sindaco anche lui, Mantovani, di una sua familiare, Samantha Rella Monti Mantovani. L'assessore Mantovani si è sbilanciato e ha detto: ho trovato tanti posti di lavoro, adesso per esempio ho nelle mie disponibilità, perché voi me le avete consentite eleggendomi in Regione Lombardia, anche di segnalare delle persone. Ho bisogno di direttori generali, di persone che me lo chiedono, anche lo stomatologico di Milano me lo sta chiedendo. Io come prima cosa mi viene da segnalare la gente di Arconate, ha detto l'assessore Mantovani in un incontro pubblico sponsorizzando l'elezione a sindaco del suo paese, di cui è stato sindaco anche lui, Arconate, di una sua parente.
Samantha Rellamonti Mantovani. Mantovani si difende: non ho mai raccomandato nessuno, posso essere stato frainteso, ho sempre promosso persone capaci che si volevano misurare con la vita, dice l'assessore alla salute della regione Lombardia. Sempre in cronaca di Milano, poi sul Giorno invece c'è un'intervista a Matteo Salvini: la destra non può essere quella di Berlusconi, serve una Le Pen italiana. Matteo Salvini attacca e dice: l'euro sparirà presto. Un picco di ascolti online per il capolista della Lega Nord alle europee nelle 5 circoscrizioni. Matteo Salvini, segretario federale del Carroccio, è stato il protagonista della video chat del quotidiano nazionale Il Giorno, rispondendo alle domande dei lettori, del vice direttore Fasano, del caporedattore Rossella Minotti. Poi è ripartito nella sua movimentata campagna elettorale, che ieri lo ha visto in Piemonte sotto casa dell'ex ministro Fornero. Dell'odiata legge che porta il suo nome, la Lega chiede l'abolizione. Il segretario del partito lo faccio 24 ore su 24, da quando avevo 17 anni, dice Salvini nel corso dell'intervista a Il Giorno. Quel che mi piacerebbe continuare a fare a Bruxelles è difendere gli interessi italiani e milanesi. Vado a giocare battaglie importanti. Perché uscire dall'euro? L'euro è una gabbia da cui si può uscire, una bella idea trasformatasi in un incubo. Succhia il sangue, rende poco. Non sono contro l'Europa, ma contro la moneta unica. L'euro ciambella di salvataggio, sì, ma in cemento armato, dice Salvini, perché se uno lavora può permettersi l'inflazione, lo spread e l'aumento dei prezzi, ma se non ha lavoro, cosa fa? Invece tutto quello che non è Germania con l'euro ci ha rimesso. I rischi per l'uscita sono inferiori rispetto alla morte certa che qualunque persona che va a fare la spesa certifica. Quanto al restare opposizione o tornare nella destra italiana, non voglio dire no a tutto e tutti come Grillo, risponde Salvini. La destra italiana oggi è frustrante se è quella di Berlusconi, che chiede più dentiere per tutti. Magari avessimo una Marine Le Pen in Italia, ci lavoreremmo. Un elettore di destra, oggi orfano, può scegliere solo la Lega. Cosa riuscirà a fare il fronte europeo no euro? Che esista un fronte europeo no euro è già una notizia, dice Salvini, e stavolta non andremo su in 50. Il 26 maggio ci saranno a Bruxelles almeno 200 rompiballe. Comunque, se la Le Pen vince, l'euro crolla in Francia e poi è come un domino. Il mio compito è essere in scia. I paesi che ci guadagneranno saranno quelli che escono per primi. Io coi francesi voglio essere pronto. Cosa salvare dell'Europa? Il principio di un'Europa senza confini al suo interno è giusto, ma è mancato il rispetto delle realtà locali. L'Unione Europea ha costretto i pescatori a diventare ingegneri, devono misurare il tonno, guardare negli occhi la sardina. L'Europa dovrebbe semplificare la vita ai cittadini. Se cancella la pastorizia in Sardegna è un disastro. Si può fare molto al Parlamento europeo, conclude Salvini. Un esempio concreto è la battaglia per difendere i malati di celiachia. L'Europa del business vuole omologare anche le malattie se non sono redditizie. Volevano togliere gli alimenti per celiaci dal mercato. Io voglio andare a difendere anche i piccoli, gli invisibili, gli esodati di turno. Quanto a Grillo, fa battaglia non sul no euro, ma sul forse euro. È un chiacchierone con buoni principi, ma cambia idea troppo spesso, dice ancora Salvini. L'Europa degli immigrati se ne frega. Il trattato di Dublino, riconfermato da Letta, dice che se uno mette piede in un paese, lì si ferma. Lasciamo Il Giorno e diamo un'occhiata anche alla cronaca milanese del Giornale, già che ci siamo. Baccano e alcolici al Monte Stella, si prospetta un'estate d'inferno per i residenti. Musica e schiamazzi, il comune concede a un'associazione vicina ai centri sociali il permesso per organizzare feste ad alta gradazione alcolica alla Montagnetta di Milano, al Monte Stella. Cittadini in rivolta. La Lega Nord sostiene la protesta e chiede controlli tutte le sere, con un appello al sindaco di Milano Pisapia. E a proposito di Lega, ora il Gay Pride piace alla Lega e il patrocinio passa col voto del consigliere Cecchetti. Quello che abbiamo visto prima. E ancora dal Giornale: gli ex assessori bocciano gli orti e i mercatini a Milano, sono sagre di paese, da Carrubba ad Averio, da Sgarbi a Finaziar Florì, per le iniziative di Piazza Castello e Duomo
arriva una sonora bocciatura, compreso l'orticello in Piazza Duomo con grano, avena, menta e rosmarino, e un grande mercato con salamelle e kebab in Piazza Castello. Per quanto riguarda il voto, in città vota 1 milione di persone per le europee, pronti per il voto, ma c'è la fuga degli scrutatori. E infine gli ebrei milanesi contro Grillo. Una certa inquietudine serpeggiava nella comunità ebraica di Milano. L'inquietudine è stata espressa dal presidente della comunità ebraica milanese dopo le parole di Beppe Grillo a Torino. Dicono che sono Hitler, io sono oltre Hitler, ha detto Grillo. Con ciò lasciamo la cronaca milanese del giornale e vediamo quella di Repubblica, che torna sulla questione dei taxi. Quali sono i motivi della protesta dei tassisti? Licenze e qualità, i punti dello scontro tra tassisti e il servizio Uber. Il prefetto minaccia sanzioni, domani il ministro. Alta tensione soprattutto in stazione centrale. Da una parte ci sono 6.000 tassisti milanesi che pagano le licenze fino a 170.000 euro, frequentano corsi di formazione obbligatori, devono versare INPS e INAIL e sottostare a turni di lavoro regolamentati. Dall'altra parte c'è il migliaio di conducenti NCC, auto con noleggio conducente, di cui solo 260 regolarmente registrati in città, che la licenza la pagano appena 30.000 euro, spendono in media il doppio per l'acquisto dell'auto rispetto ai tassisti e le corse le prendono grazie a Uber, il sistema di prenotazione via smartphone che i tassisti contestano. Due modi diversi, scrive Repubblica, di intendere le corse a pagamento, entrati in contrasto ora con la protesta dei tassisti contro quella che considerano concorrenza sleale. Una partita in cui è entrato ieri il prefetto Paolo Francesco Tronca, che ha ricevuto i rappresentanti dei tassisti mettendo in chiaro che non è disposto a tollerare un altro solo giorno in più di blocco del servizio, pena il ritiro della licenza. E i taxi dopo 2 giorni di stop sono ripartiti, ma è una tregua a tempo, scrive Repubblica. Repubblica che si occupa anche dell'inchiesta sull'Expo, con l'alt degli industriali, con troppi controlli si rischia lo stallo. La condanna è decisa, abbiamo avuto una caduta etica, un brutto colpo per Milano che è convinta di avere in mano la capacità del fare, ma adesso che per proteggere l'Expo dagli scandali si sta cercando di aumentare ancora di più gli occhi che dovranno vigilare, il presidente di Assolombarda, Gianfelice Rocca, esprime un timore e un allarme. La risposta che secondo me stiamo dando rischia di bloccare completamente il paese, dice il presidente degli industriali lombardi. In Italia tendiamo a sovrapporre un livello dopo l'altro di controlli. Non possiamo pensare di cambiare i project manager, che di solito sono ingegneri o tecnici, in avvocati o legali. Questo alla fine può rendere difficilissimo realizzare le opere, arrivando a una condizione di stallo. Troppe complicazioni, dice Rocca. La ricetta sarebbe invece quella di aumentare il tasso di responsabilità e autonomia delle decisioni e nel contempo la capacità di controllo sostanziale. Anche Repubblica si occupa dell'inchiesta sanità, manager congelati, le dimissioni dei manager sanitari sotto inchiesta per la cricca Frigerio e Greganti non arrivano, Maroni convoca 3 dirigenti, se non si autosospendono scatterà il cartellino rosso, l'opposizione attacca, il governatore si muova e Mantovani assente al vertice di maggioranza. Infine da Repubblica, insulti e saluti romani sotto le case Aler, basta rom abusivi, dovete andarvene. Protesta in via Tommei contro i romeni che cedono gli alloggi ai connazionali. A scatenare la bagarre il passaggio di un'auto a forte velocità vicino al piccolo parco con gli scivoli e poi rubano le bici nei cortili. Inutile il tentativo di mediazione della presidente degli inquilini, Franca Caffa. Questi show sono legati, dice la Caffa, alla campagna elettorale. Gli zingari ci vengono a rubare anche in casa. Una piccola sommossa popolare in via Ciceri Visconti a Milano contro gli zingari abusivi che abitano nelle case Aler intorno a via Tommei. Ve ne dovete andare fuori dai coglioni. Gli slogan scanditi a ripetizione da una trentina di residenti del quartiere Calvairate, esasperati dopo la raffica di occupazioni abusive negli appartamenti che l'Aler aveva lasciato vuoti, e non solo, perché ci sono anche abusivi che se ne sono andati e hanno venduto l'appartamento a chi lo sta occupando ora per 1.500 euro.
il racket dei romeni che lasciano le case a propri connazionali, che arrivano apposta perché sanno di avere l'appartamento che si libera. Ieri pomeriggio la protesta si è accesa ed è diventata di gruppo, scrive Repubblica, è un gruppo di cittadini italiani, gli inquilini Aler del Calvairate, che denunciano i nomadi padroni delle case. Se ne occupa anche Libero, in piazza contro i Rom, basta furti. Su Libero, in cronaca milanese, c'è da segnalare l'articolo di Renato Besana sull'inchiesta sull'Expo, sulla cupola. È un comodo paravento per i ritardi della politica, sostiene Besana. E infine i dati dell'Asso Lombarda sul boom di stranieri nelle università lombarde, più 47% in 5 anni. Milano, capitale universitaria. A Milano gli studenti stranieri preferiscono studiare, al punto che le iscrizioni sono aumentate del 42% negli ultimi 5 anni, il 28% proveniente da paesi dell'Unione Europea, in particolare la Spagna, gli altri dal resto del mondo, soprattutto da Stati Uniti e Cina. Con ciò lasciamo la cronaca milanese, andiamo a dare un'occhiata alla Padania, che apre con Dudu, il cagnolino di Berlusconi, insieme a Berlusconi ma anche a Renzi e a Grillo. La Cagnara è il titolo d'apertura del quotidiano leghista. Il comico parla di Hitler e di Lupara Bianca, l'ex premier parla di complotti, dentiere e vivisezione, il premier in carica di una fantomatica ripresa mentre l'economia va a rotoli. Insomma, Grillo, Berlusconi e Renzi, scrive la Padania, usano l'insulto per coprire il nulla della loro proposta politica. Soltanto il Carroccio ha una ricetta: via dall'euro, stop a Mare Nostrum. E il camper di Salvini fa tappa sotto casa dell'ex ministra Fornero. Cancelliamo una riforma che ha fatto piangere milioni di italiani, dice Salvini. Sempre in prima pagina sulla Padania il caos della Tasi, di cui abbiamo detto prima. Fassino smaschera Renzi, con la proroga, ha detto il sindaco di Torino e presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani, l'ANCI, servono 2 miliardi per i comuni, dice Fassino. E ancora dal primo piano della Padania, noi disabili traditi dal governo e dai grillini, questa volta scegliamo il Carroccio, è boom su Facebook del manifesto della Lega, che denuncia la disparità di trattamento e la discriminazione tra immigrati irregolari e portatori di handicap italiani. Il manifesto leghista recita: ai disabili 12 euro al giorno, ai clandestini 47 più vitto e alloggio. Questo è il peggiore dei razzismi. Pensaci. Oltre 1 milione di visualizzazioni, più di 20.000 condivisioni e 3.200 mi piace. Sono i numeri del boom del manifesto che la Lega ha fatto girare sui social network, in cui si mette in evidenza lo scandalo della disparità di trattamento tra i disabili italiani e gli immigrati irregolari. Rosario Martino, disabile siciliano al 100% e attivista del movimento, dice: siamo stanchi della politica che fa promesse ma poi non fa nulla, come i 15 grillini eletti in Regione Sicilia che non hanno presentato una sola legge per risolvere i nostri problemi. Sempre poi dal primo piano della Padania, come abbiamo detto, la questione della legge Fornero da cancellare il prima possibile, titola la Padania. I macroscopici errori di valutazione commessi dall'ex ministra Fornero hanno procurato danni per miliardi di euro e qualche suicidio. La foto di Matteo Salvini e Roberto Cota ieri davanti a casa di Elsa Fornero a San Carlo Canavese. Fra le tante vittime, scrive la Padania, le vittime della legge Fornero, le donne, i giovani, gli esodati. Spostare l'età pensionabile ha bloccato il naturale turnover fra generazioni, senza contratti a termine, migliaia di posti in meno. Salvini a casa Fornero, via la riforma, rovina di milioni di cittadini. Il touring camper del segretario fa tappa nel Canavese. Cancelleremo la sua legge infame e la manderemo in esilio su un'isola deserta. Il rinvio della Tasi, un'altra follia italiana. Il governo impone nuove tasse e poi non sa neppure farle pagare. In giro non vedo né pazzi né Hitler, ogni voto ha la sua dignità. Peccato che Renzi, Berlusconi e Grillo passino il tempo a insultarsi invece di fare proposte come fa la Lega. Così scrive la Padania, riassumendo la giornata di ieri. E sempre dalla Padania, a primo piano anche la questione della Tasi, governo del Tasi e paga.
Fassino smaschera Renzi, se rinvii la tassa devi darci 2 miliardi. A meno di un mese dal pagamento della prima rata della Tasi, i comuni non hanno ancora potuto stabilire le aliquote, ma hanno le casse vuote. Palazzo Chigi non sa che fare. Contrappasso, scrive la Padania, per conquistare il PD, il rottamatore inchiodò l'amico Enrico Letta al pasticcio Tasi. Ora il numero uno dell'ANCI, Fassino, è costretto a minacciare il blocco dei servizi se il governo non troverà i fondi da anticipare ai sindaci. Ma i soldi non ci sono, scrive la Padania. E sempre dalla Padania, a pagina 10, alta tensione a Tripoli, sarà esodo di massa verso le nostre coste, scrive Simone Bogliocchi. Appello del Ministero degli Esteri affinché si rilanci la transizione democratica prima che la Libia imbocchi la strada della conflittualità in modo irreversibile. Anche la Padania si occupa poi dei tassisti contro l'abusivismo di Uber, traditi anche da Pisapia, dicono i tassisti milanesi, che protestano contro Uber, l'applicazione che permette di noleggiare una macchina con conducente con un'applicazione da cellulare, appunto, e anzi, la protesta dei tassisti milanesi rischia di farsi incandescente se non ci sarà un intervento risolutivo. Chiudiamo dalla Padania con la pagina dedicata ai candidati alle prossime elezioni europee. Quest'oggi tocca a Elisa Montemagni, che viene dalla Toscana, segretaria provinciale della Lega Nord a Lucca, candidata appunto alle prossime elezioni europee. Questa Europa sa difendere solo la Merkel, dice Montemagni. In Toscana uno dei temi più sentiti è l'immigrazione, soprattutto nella zona della Versilia, dove la situazione è insostenibile. L'altro candidato di oggi è Giacinto Mariani, sindaco leghista di Seregno, candidato nel nord-ovest. L'Unione Europea cancelli i vincoli del patto di stabilità, regole assurde, ora abbiamo un bellissimo bilancio ma meno servizi. E infine gli appuntamenti di oggi del segretario leghista Matteo Salvini. Si inizia tra poco alle 8:40, trasmissione televisiva su Canale 5, la telefonata di Belpietro, ospite Matteo Salvini. Alle 9:30 si passa su Rai 1, trasmissione televisiva 1 mattina, e poi da lì in avanti alle 11 trasmissione radio su Radio Marte, e nel pomeriggio una serie di incontri in giro tra Liguria e Piemonte. Alle 14:30 Salvini sarà all'incontro pubblico clandestino e reato a Novi Ligure, Alessandria, in Piazza delle Piane, e sempre nel pomeriggio alle 15:30 l'incontro con la cittadinanza a Tortona, Alessandria, presso il gazebo della Lega Nord in via Emilia. Alle 17 sopralluogo presso il campo nomadi a San Mauro Torinese a Torino, in lungo Stura Lazio, angolo strada Settimo. Alle 18:30 il presidio clandestino e reato a Torino, in largo Saluzzo. E alle 21 incontro pubblico sempre a Torino presso NH Hotel Ambasciatori in corso Vittorio Emanuele 104. A mezzanotte trasmissione televisiva su Rai 3, TG3 linea notte, e poi domani alle 8 si riparte trasmissione televisiva sulla 7 Omnibus, alle 23:20 su Rai 1 Porta a Porta. Questi gli appuntamenti del segretario Salvini. Gli altri appuntamenti sulla Padania li trovate a pagina 14. Intanto vediamo anche la prima pagina di Repubblica che tra le altre cose mette in apertura una grande foto del Papa Francesco, grande amico del fondatore di Repubblica, Scalfari. Papa Francesco sferza l'Italia, non cedete al catastrofismo, è il messaggio del Papa per la prima volta alla Conferenza Episcopale Italiana. Basta divisioni tra i vescovi, dice il Papa. Poi vedremo che ci sono altri articoli sul Vaticano oggi. Ricorda per esempio il Fatto Quotidiano che, nonostante tutti gli annunci, i conti segreti allo IOR non sono ancora stati chiusi. I conti di tanti bei soggetti, finora ne abbiamo conosciuto solo uno, Andreotti. È stato rivelato al giornalista Nuzzi che lui aveva il conto lì nel libro Vaticano SPA, ma ce ne sono tanti altri di soggetti che hanno il conto in questa banca offshore che è a tutti gli effetti lo IOR, la Banca del Vaticano. E qualcun altro invece ricorda oggi che per vigilare sullo IOR c'è uno stipendio molto poco in linea con i principi di Papa Francesco dato al responsabile della vigilanza sullo IOR, 425.000 euro all'anno. E qualcun altro ricorda ancora sulla questione del Vaticano, mi sembra che lo sia il quotidiano Libero che lo ricorda nelle sue pagine interne. Oltre al super stipendio del vigilatore dello IOR c'è anche un'altra questione
che Libero ricorda, adesso lo recuperiamo subito, la paga che imbarazza il Vaticano, e quella l'abbiamo detta, ma c'è anche un'altra questione, dicevamo, ovvero il fatto che il Vaticano non ospita nessuno dei migranti che il Papa invece dice di accogliere. Quanti migranti ospita il Vaticano? Nessuno, risponde Mattias Mainiero nella pagina delle lettere di Libero, ma ci arriviamo dopo. Intanto la prima pagina di Repubblica ospita anche un intervento di Martin Schulz, candidato per il Partito Socialista Europeo alla guida della Commissione Europea dopo Barroso, l'attuale presidente della Commissione. Siccome il fondatore, sempre lui, di Repubblica, Eugenio Scalfari, ha scritto domenica un pezzo dicendo ai lettori votate Schulz, votate PD, ma date un contentino anche ad Alfano perché deve vincere anche lui, insomma deve vincere Renzi. Martin Schulz da parte sua, visto che ha ottenuto la benedizione del Papa Scalfari, risponde oggi con una lettera a Repubblica, una speranza per l'Unione. Carissimo Scalfari, è stata per me una sorpresa, un grande piacere leggere il suo lucido editoriale domenicale. Naturalmente lucido perché Scalfari ha una certa età e a quell'età lì non è molto elegante, però Schulz sottolinea la lucidità dell'anziano Scalfari e soprattutto lucido perché Scalfari ha detto di votare lui, Martin Schulz, il quale peraltro non può fare a meno dunque di trovare lucido l'editoriale di Scalfari che invita a votare lui. Una somma di eleganze, diciamo così, nel pezzo, fin dalle 2 righe iniziali del pezzo di Schulz, mentre sempre in prima pagina sul Papa e dintorni c'è il pezzo di Guido Ceronetti su quale Terra Santa, il viaggio del Papa in Terra Santa. La Terra Santa è un po' come il luogo di utopia, scrive Ceronetti, è come dire Atlantide o l'isola di Utopia, sono realtà ammesse soltanto sulle rotte e le mappe del sogno. E sempre dalla prima pagina di Repubblica, l'appello di Yulia Timoshenko, l'Occidente non smetta di aiutare la mia Ucraina, lei per conto suo si è aiutata già da sola negli anni scorsi sulle spalle dell'Ucraina, facendo affarucci anche con la Russia, Transeat, mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica il capo della polizia rinuncia alla scorta e all'auto blindata per risparmiare. Siamo a questi livelli di ridicolo ormai in Italia, non lo dico per il capo della polizia ma per l'andazzo di pensiero generale. Il capo della polizia Alessandro Pansa rinuncia alla scorta e all'auto blu, una BMW blindata da 100.000 euro. Da una quindicina di giorni il capo della polizia italiana viaggia per Roma su una Delta usata, con autista e assistente. La notizia è tenuta riservata, ma il nuovo stile non è passato inosservato, scrive Repubblica in prima pagina. Ormai vige questo costume idiota di dire abbassiamo gli stipendi, facciamo finta, insomma, di ridurre qualcosa, poi non si capisce neanche dove vadano a finire gli eventuali soldi risparmiati quando lo sono, visto che il quando lo sono non è certamente secondario, perché diminuire gli stipendi di chi ha contratti legalmente in corso è opera praticamente impossibile. Le somme le tireremo alla fine. Vediamo quanto ha fruttato questa retorica idiota sul taglio degli stipendi per contratti in corso. Comunque, lasciamo la prima pagina di Repubblica, un'occhiata anche a pagina 3. A pagina 3 c'è una breve di cronaca sull'autorità delle comunicazioni che ha richiamato ben 4 TV per aver dato troppo spazio al duce del momento, al bamboccio di Firenze, al premier, insomma, a Matteo Renzi. L'autorità per le comunicazioni ha emesso un ordine di riequilibrio nei confronti della 7, e questo non meraviglia, Mentana è stato capace di dedicare il 60% dello spazio, 69 se non ricordo male, a Matteo Renzi, grandissimo equilibrio, Rai News, Sky TG24 e TG3. Le 4 testate, diciamo così, anzi le 4 reti televisive sono state richiamate dall'autorità comunicazioni per eccessivo spazio concesso al premier Matteo Renzi a ridosso delle elezioni europee. Sempre da Repubblica poi il piano B di Berlusconi, se si scende sotto il 20% subito il potere alla figlia Marina, secondo Francesco Bei, retroscenista tra i più quotati di Repubblica, l'accelerazione nell'ipotesi di politiche anticipate
di elezioni politiche anticipate e il partito trema. Siamo scomparsi dalla campagna elettorale, tremano gli esponenti di Forza Italia. Dobbiamo andare presto alle elezioni, oggi non siamo in democrazia, ha detto Berlusconi. Ho chiesto di tornare a casa a mezzanotte, mi hanno detto non sei Cenerentola. Sempre poi da Repubblica, sull'Expo Frigerio ammette, avevo l'ufficio a Roma nella sede di Forza Italia, mentre l'ex dirigente di Expo Paris è stato interrogato per 5 ore. Ha ammesso anche lui, sì, manipolai le gare, ho sbagliato, volevo protezioni politiche e carriera. E sempre da Repubblica, pagina 8, c'è il servizio di Paolo Griseri, il reportage dal Piemonte sulla campagna elettorale di Chiamparino, ma anche di Gilberto Pichetto, assessore al bilancio uscente, candidato di Forza Italia e Lega Nord, e del candidato del Movimento 5 Stelle Davide Bono, medico 34enne, consigliere regionale uscente. Tra assalto 5 Stelle e Harakiri Forza Italia, Chiamparino corre con l'incognita del PD, scrive Repubblica. L'ex sindaco di Torino potrebbe diventare governatore, ma con una maggioranza non altrettanto forte. I grillini hanno ormai conquistato il ruolo di seconda forza. L'eventuale effetto Greganti, quell'altro, Quagliotti, erano organici al PD piemontese, quindi anche a Chiamparino, rischia, coinvolti nell'inchiesta Frigerio e nell'inchiesta appunto che ha portato in carcere il citato prima Frigerio, l'eventuale effetto Greganti rischia di pesare più sul voto al partito che su quello al presidente, al candidato Chiamparino. E sempre da Repubblica, pagina 10, va citato anche il pezzo di Roberto Petrini sulla già citata Tasi, rinvio a settembre per 7.500 comuni, ma a Milano si paga subito e si paga più della vecchia IMU sulla prima casa. A Roma resta in bilico, il governo sceglie il doppio regime per limitare i costi. Sulle seconde case più tempo per deliberare sulle aliquote. Intanto un lancio di uova in piazza Montecitorio, ieri ha salutato l'11° voto di fiducia al governo Renzi, quello dato ieri al decreto Casa, che oggi sarà convertito in legge. In aula i deputati votano per non far decadere il provvedimento. Fuori esplode la protesta dei movimenti per il diritto all'abitare. Se la prendono con Alfano e le nuove misure di sicurezza da lui annunciate per le manifestazioni a Roma. Nel mirino dei manifestanti anche la norma anti-abusivismo che vieta di richiedere la residenza e di allacciare acqua, luce e gas a quanti da oggi occupano una casa anche se vuota e anche se sono in stato di estrema necessità. Uova contro Montecitorio, ma arriva anche il bonus mobili. Oggi la conversione in legge, protesta in piazza, detrazioni per gli inquilini poveri, cedolari al 10%. Per la pagina degli esteri di Repubblica, da segnalare a pagina 13 l'articolo di Vincenzo Nigro sulla Libia e sul personaggio del momento, il generale Khalifa Haftar, ex compagno di golpe di Gheddafi, poi esule negli Stati Uniti. Il generale Haftar ha lanciato un'operazione militare da Bengasi a Tripoli e congelato il Parlamento. Intanto sono passate con lui 2 basi aeree sotto il controllo delle forze speciali. Il generale contro gli islamisti, l'ultima guerra di Libia. Le ambasciate di molti paesi arabi hanno preferito abbandonare la Libia. Lo appoggia il generale l'Egitto, che ha messo fuori legge i fratelli musulmani. C'è poi da segnalare sempre in pagina degli esteri di Repubblica da Londra la notizia relativa ai bambini che ricevono farmaci in vista del cambio di sesso. Che fare se un bambino è incerto sul proprio genere sessuale? Se non è sicuro il bambino o la bambina di essere maschio o femmina? Una clinica britannica specializzata nel trattamento degli adolescenti transgender avanza una proposta che fa discutere: somministrare farmaci per ritardare la pubertà come primo passo verso le cure e un eventuale futuro intervento per il cambio di sesso. La Fondazione Tavistock and Portman, ospedale inserito nel Servizio Sanitario Nazionale inglese, quindi intitolato a ricevere finanziamenti pubblici, ha già completato con successo un test triennale di questo tipo su bambini, per la verità adolescenti, fra i 12 e i 14 anni. Ora pensa di offrire la stessa terapia anche prima, a bambini di 9-10 anni se necessario. E sempre da Repubblica, pagina 18,
torniamo alle cronache domestiche con il caso della rivolta dei taxi a Milano e l'intervista alla general manager di Uber, Benedetta Arese Lucini. Mi minacciano, ma il mercato ha già scelto. L'app Uber è il futuro. La legge base risale al 92, quando non esistevano gli smartphone e non c'erano alternative ai taxi. Non siamo noi il problema, la mobilità si è evoluta e si sono moltiplicate le app per il trasporto. Io non sono nessuno, sono un'impiegata di una società che sta cambiando le cose, dice Benedetta Arese Lucini, che sta battendosi a suo modo contro la lobby dei taxi. Laureata alla Bocconi, 30 anni, 10 passati all'estero, tra New York, l'Asia e la Silicon Valley, è uno dei general manager della startup di San Francisco, il volto italiano di Uber. Io non sono nessuno, sono solo un'impiegata di una società che sta cambiando le cose, dice Benedetta Arese Lucini, intervistata da Repubblica. Sempre da Repubblica, poi una pagina dedicata alle mamme grazie alla provetta. Doniamo gli ovuli a chi ancora spera. La storia di Lucia, diventata madre in un centro fecondazione assistita a Catania, come altre ex pazienti, regalerà i propri ovociti avanzati alle donne che non smettono di sognare un figlio. E sempre da Repubblica, già che ci siamo, un'occhiata la diamo anche alla pagina economica. Qui intanto c'è la notizia dello sceicco del Qatar, primo azionista della Deutsche Bank. La dinastia regnante del Qatar arriva in forze a soccorrere aziende e banche europee. Lo sceicco Hamad bin Jassim bin Jabor Al Thani è diventato il primo azionista individuale di Deutsche Bank a seguito dell'aumento di capitale di 8 miliardi di euro lanciato ieri dalla prima banca tedesca. In una seconda prossima vendita di titoli, il nobile di Doha potrebbe aumentare ancora la propria quota dell'azionariato. Con l'aumento di capitale, Deutsche Bank vuole rilanciarsi e prepararsi ai duri stress test che la Banca Centrale Europea sta preparando sulle principali 128 banche della zona euro. E a proposito di banche, Credit Suisse invece patteggia negli Stati Uniti. L'evasione fiscale gli costa 2 miliardi e mezzo di euro, ma Brad Dugan manterrà la carica di amministratore delegato del gruppo. È giusto, chi sbaglia non deve pagare. L'appuntamento con il più solenne mea culpa della storia bancaria svizzera era per ieri sera, dopo la chiusura di Wall Street, per minimizzare le ripercussioni finanziarie. In un'aula del Tribunale federale di Alexandria, in Virginia, i rappresentanti di Brady Dugan, 54 anni, da 7 Chief Executive Officer, amministratore delegato del Credit Suisse, hanno ammesso pubblicamente le colpe del secondo colosso bancario svizzero per associazione a delinquere e per avere aiutato migliaia di contribuenti americani a evadere le tasse. Credit Suisse pagherà una maximulta di quasi 2 miliardi e mezzo di dollari, di cui 1,8 andranno al Ministero della Giustizia, cioè all'erario, 600 al Dipartimento Servizi Finanziari Stato di New York, che è quello che ha concesso all'Istituto di Zurigo la licenza bancaria americana, e 100 milioni di dollari alla Fed, la Banca Centrale Americana. È una condanna penale per Credit Suisse, che rischia di costare indirettamente altre decine di milioni di dollari alla banca svizzera, perché molti fondi pensione hanno regole precise che vietano rapporti con banche con la fedina penale sporca. Le quotazioni del gruppo hanno già perso il 7% nel mese di settembre. E infine, sempre da Repubblica, prima della pubblicità e delle previsioni del tempo, facciamo in tempo ancora a segnalare da Repubblica 2 l'articolo di Federico Rampini da New York sulla battaglia del salario minimo. Obama vuole alzare la paga base, le opposizioni e le aziende dicono di no, lo accusano di interferire col libero mercato. Dopo l'introduzione in Germania, che preoccupa il Fondo Monetario Internazionale, lo scontro è ormai globale e riguarda milioni di lavoratori, dal Giappone al Brasile fino all'Italia. Con ciò lasciamo Repubblica e prima della pubblicità e delle previsioni del tempo diamo un'occhiata anche al quotidiano nazionale, il Giorno, il Carlino, il resto del Carlino e la Nazione.
Qui c'è da segnalare a pagina 10, in primo piano, l'intervista ad Antonio De Capoa, esperto di Nord Africa, analista internazionale, il quale parla della primavera libica. La primavera di Tripoli ci è costata 14 miliardi di euro, ma non c'è nostalgia per Gheddafi. 14 miliardi di euro, che conto è? Grosso modo, cerchiamo di capirlo. Qual è il settore che più ha risentito dell'instabilità politica? Quello delle infrastrutture, ma anche l'estrazione di gas e petrolio e i ricambi. L'agroalimentare, farmaci e meccanica hanno tenuto. In ogni caso, complessivamente la primavera araba alle aziende italiane che operano in Libia è costata fra gli 8 e i 14 miliardi di euro, una stima con forchetta piuttosto ampia, ma a questa cifra, dice Antonio De Capoa, intervistato dal Quotidiano Nazionale, si deve aggiungere il danno causato dal mancato incasso dei crediti. Insomma, come italiani siamo quelli che ci hanno rimesso di più dal caos libico, visto che siamo ed eravamo il partner più importante. Sempre sulla questione della Libia c'è anche l'analisi, l'intervista del Quotidiano Nazionale al professor Stefano Silvestri, presidente dell'Istituto Affari Internazionali, paese ingovernabile per colpa di Parigi e Londra. Roma resta il primo partner libico. Fummo costretti, governo Berlusconi, alla guerra. Berlusconi era contrario all'intervento militare, ma non potevamo sganciarci dall'Occidente, dice il professor Silvestri. Bel risultato, naturalmente, quello di aver buttato giù Gheddafi. Pubblicità, previsioni del tempo, ci risentiamo tra un tot di minuti. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi puoi avere un'auto perfetta anche nel suono con la Digital Radio. Chiedila al tuo concessionario. Muoviti a scoprire tutto su digitalradio.it. La radio oggi ha una marcia in più. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Acquista la tua radio digitale DAB sul sito www.radiopadania.org oppure telefona allo 02 66 234 449. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia. Serena starà benissimo. E costa come gli altri. L'importante è il benessere e la sicurezza della nostra bambina. L'Albero dei Bambini. Asilo nido e scuola dell'infanzia paritaria a Varese. Dal 9 giugno campi estivi anche per gli esterni. L'Albero dei Bambini. Per un'infanzia naturale. 0332 820 800. L'alberodeibambini.it. Anche su Facebook. Per una casa sicura, nel rispetto dell'ambiente e con prodotti di alta qualità e design, scegli Serramenti Premazzi. Premazzi produce e installa serramenti di vario tipo: porte, blindati, sistemi anti-intrusione, porte sezionali, grate in acciaio e tapparelle blindate. Tutto con interventi rapidi e poco invasivi. Finanziamenti in 12-18 mesi a tasso zero e possibilità di detrazioni del 65%. Serramenti Premazzi, a Gorla Maggiore in Viale Europa 3, 0331 61 78 59. Serramentipremazzi.it. Vi aspettiamo! Missione possibile, il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Vuoi acquistare o vendere un'azienda? Cerchi un partner o un socio finanziatore per sviluppare la tua attività? Cogefin da 30 anni opera con successo nelle intermediazioni commerciali, artigianali, industriali in Italia e all'estero. Vendere, acquistare un'azienda è una scelta importante. Chiamaci 02 32 72 448 o visita il sito cogefin.com. Vuoi trovare nylon, Delrin, PVC, plexiglass, gomma, Vulcolan, neoprene, silicone? Prova la Sargom. Se non lo trovi alla Sargom, dove lo trovi? Sargom, dal 1968 a Brescia. Articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, dal 2008 a Rodengo Saiano Brescia. Punto di riferimento articoli gomma plastica tecnico-industriali. Sargom, via Gaetano Bertoli 15, Rodengo Saiano, Brescia. Telefono 030 31 77 41. Grazie Brescia, da Sargom.
Ci sono momenti nella vita dove serve una buona parola, un giusto consiglio, un suggerimento che aiuti a far restare i tuoi cari sempre con te. Onoranze Funebri D'Antoni, con la massima competenza e professionalità, garantisce un attento e scrupoloso servizio, a prezzi davvero amico. Servizio completo a 1.386 euro, escluse spese comunali. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino. Nuvoloso, poi schiarite e via via soleggiato, asciutto o isolati rovesci in montagna. Domani ben soleggiato, caldo, cumuli sui monti nelle ore più calde, asciutto. Giovedì soleggiato al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa. A sera e nella notte probabili rovesci e temporali. Tendenza venerdì al mattino molto nuvoloso coperto, con rovesci e temporali, poi asciutto e schiarite. Sabato in buona parte soleggiato al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa e forse qualche isolato rovescio in serata. Molto caldo. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Bene, torniamo ai quotidiani di oggi con il primo piano ancora del quotidiano nazionale che si occupa, oltre che di Libia, anche con 2 pagine dell'anniversario 2 anni dopo il terremoto in Emilia. Con la retorica non si ricostruisce, il commento di Cristiano Bendin, e poi un focus sull'arte e le cicatrici del terremoto. L'Emilia prova a salvare i suoi tesori, danneggiati oltre 2000 edifici sotto tutela dei beni culturali. 4,03 miliardi il totale delle risorse messe in campo finora per emergenza, avvio della ricostruzione e rilancio dell'economia. Dice l'imprenditore edile Luca Gennari: lavoriamo per ricostruire le case, ma i soldi arrivano con troppa lentezza, però le tasse dobbiamo pagarle subito. La ricostruzione è appena agli inizi, si vede qualche cantiere ma in tanti sono ancora fuori casa. E poi dice ancora Paride Piras, operaio: dopo 16 mesi sono tornato nella mia casa, ma non è vero che danno il contributo del 100% dei danni. Ho pagato 5.000 euro. Lasciamo il quotidiano nazionale per andare in prima pagina sulla Stampa, la Stampa che mette in evidenza, tra le altre cose, la questione della Tasi. Pagherà più della vecchia IMU, questo ormai è dato per sicuro.
E poi la cronaca nera con la strage in Gallura, hanno torturato il bambino. È il dettaglio orrendo che la Stampa aggiunge in prima pagina. Fermato un amico di famiglia, l'ex amante della madre ma che trafficava anche col padre a quanto pare in storie di usura. Secondo i pubblici ministeri l'uomo non ha agito da solo. Da segnalare poi ancora in prima pagina sulla Stampa il pezzo di Vladimiro Zagrebelski, magistrato e già giudice della Corte Europea dei diritti dell'uomo dal 2001 al 2010, su come l'Europa ha migliorato la nostra vita. E intanto il tasso di disoccupazione in Europa tra i 20 e i 64 anni scende per il quinto anno consecutivo dal 2008, l'Italia, il tasso di occupazione, cioè aumenta la disoccupazione, e l'Italia fa registrare l'aumento della disoccupazione più forte dopo la Grecia. Solo la Grecia peggio dell'Italia per l'occupazione nel 2013. Dal 61% nel 2012 il tasso di occupazione è sceso al 59,8% del 2013, lontano dalla media dell'Unione Europea a 28 stati che scende a 68,3%. L'Italia sta 10 punti più sotto per la disoccupazione, e quanto emerge dai dati Eurostat diffusi ieri. Sempre dalla Stampa di Torino poi le inchieste sulla cricca degli appalti, la cricca rosso-azzurro-bianca, diciamo così, da Primo Greganti, il compagno G, ben inserito negli organigrammi del Partito Democratico attuale, specialmente in Piemonte. Prime ammissioni intanto dell'ex dirigente di Expo 2015 Paris, così sono caduto nella rete della cupola dell'Expo, titola la Stampa, nelle intercettazioni prima degli arresti, collegamenti romani. E il compagno G dice su Pisapia: è debole, non c'è più la nostra etica. Expo dura 2 anni, ma infrastrutture lombarde, dice sempre il compagno Greganti, va avanti almeno per 20 anni. C'è un'intervista poi della Stampa a Giovanni Avitabile, capo dell'ufficio tutela uscite mercati del Comando Generale della Guardia di Finanza, il finanziere anticorruzione. Sono irregolari in Italia 7 appalti su 10, dice l'alto ufficiale della Guardia di Finanza. Rubare e ancora rubare, scrive la Stampa. Pagano cittadini e lavoratori. Mafia e 'ndrangheta, dice ancora Avitabile, si infiltrano perché hanno interesse a riciclare i proventi di attività illegali, spopolano i cartelli preventivi e le gare confezionate su misura. Lo abbiamo verificato nelle ASL, dice il colonnello Avitabile, responsabile dell'ufficio tutela uscite e mercati del Comando Generale della Guardia di Finanza. A pagina 7 invece c'è il commento di Cesare Martinetti sull'ultimo piccolo squadrismo. Salvini e Cota sotto casa della Fornero, titola la Stampa così. La spedizione condotta ieri dalla Lega, guidata dal suo ducetto Salvini sotto casa di Elsa Fornero, dopo analoga performance a Bologna sotto l'abitazione di Romano Prodi, si distingue per una violenza che supera i limiti anche della più cruda contestazione politica, perché colpisce uno spazio privato e dunque fisicamente, seppur nel simbolo, l'avversario. Ed è così vero che Salvini stesso dice: per fortuna il ministro non è in casa perché mi prudono le mani. Per nostra sfortuna tutto questo ha un nome: squadrismo, scrive Cesare Martinetti. La politica può essere cruda nelle parole, ha diritto di colpire sotto la cintura e sfruculiare la pancia degli elettori, si può mentire, esagerare, caricaturare, sarà il popolo a giudicare, ci sono però dei limiti che appartengono all'educazione personale prima che al galateo pubblico, ma anche al costume politico che la campagna elettorale attualmente in corso sta piegando al grottesco per iperboli dei soggetti evocati e per la violenza delle immagini che vengono usate. Sempre poi dalla Stampa di oggi, a pagina 10, l'articolo di Marco Zatterin da Bruxelles sulle elezioni europee, l'euroelezione più incerta con i partiti che ignorano l'Unione Europea, le campagne elettorali sono tutte centrate su temi nazionali, gli anti-europeisti saranno numerosi ma forse non rilevanti, alle urne 400 milioni di europei in tutto il continente, l'incognita astensione. Michele Brambilla invece sottolinea che in Italia, il paese dei tiratardi, solo da noi le urne saranno aperte fino alle 23.
Poi c'è un'intervista a Rosa Balfour, senior analyst dello European Policy Center di Bruxelles. È finito l'europeismo anomalo dell'Italia, dice Balfour. Sino a poco tempo fa gli italiani hanno sostenuto l'integrazione europea a prescindere, in modo apolitico. I sondaggi rivelavano sempre tassi di europeismo più elevati in Italia rispetto agli altri paesi. Era un fatto ideologico, ora l'europeismo italiano è più normale, più europeo. Nell'Europa gli italiani cercavano e trovavano due ragioni di conforto. Da un lato il patto europeo era l'alternativa alla debolezza dello Stato italiano, dall'altro era un'entità che poteva proteggerlo. Come si è arrivati al rifiuto? Non è sorprendente. Se potessimo comparare i giudizi sull'Europa con l'atteggiamento dell'opinione pubblica italiana nei confronti dello Stato, la tendenza non sarebbe diversa. C'è una diffusa perdita di fiducia che pone le sue radici nella sensazione che ci sia mancanza di democrazia, dice l'analista interpellata dalla Stampa. L'euroscetticismo è più forte al sud, è legato all'andamento dell'economia e delle aspettative di ripresa, colpisce piuttosto che i partiti politici più veementi contro l'Europa siano nati al nord, mentre l'opinione pubblica più negativa è al sud. È un fenomeno anche culturale, dice Rosa Balfour alla Stampa. Per la Stampa di Torino, poi pagina degli esteri, c'è invece un'altra notizia che riguarda l'accordo fra la Russia e Shanghai per siglare, Putin a Shanghai per siglare l'accordo del secolo sul gas. Mosca cerca sbocchi a est aggirando le sanzioni. Arriverà prima Putin a vendere il suo gas alla Cina o gli Stati Uniti a esportare in Europa il frutto della tecnologia shale gas, il gas da scisti? Dalla risposta a questa domanda, scrive la Stampa, potrebbe dipendere la sorte dell'equilibrio tra est e ovest, col rischio che Mosca approfitti del caos in Ucraina per completare il suo pivot verso l'Asia prima degli occidentali. Oggi Vladimir Putin arriva a Shanghai, visita di 2 giorni, incontrerà il collega cinese Xi Jinping. L'obiettivo principale è quello di chiudere l'accordo per fornire gas alla Repubblica Popolare Cinese. E infine, sempre dalla Stampa di Torino, a proposito di gas, il gas dell'Adriatico fa gola alla Croazia e l'Italia è in ritardo. La Croazia è pronta a trivellare, Roma rischia di perdere le royalties, i diritti sui giacimenti di gas nel Mediterraneo, nell'Adriatico per essere precisi. L'intervento in un mare di piccole dimensioni può danneggiare l'ecosistema, da qui il no degli ambientalisti. Ma lasciamo anche la Stampa e vediamo invece il primo piano del quotidiano genovese, Il Secolo XIX. Tra le altre cose in primo piano c'è l'inchiesta su Claudio Scajola, sull'ex deputato del PDL Matacena e sui loro affari con il settore eolico. Una mail riservata alla direzione investigativa antimafia e un testimone raccontano: così può chiudersi il cerchio su un business sospetto anche in Liguria. Una mail mandata alla direzione investigativa antimafia venerdì con l'indicazione di un nome e la sintesi di una testimonianza che potrebbe chiudere il cerchio su un filone tenuto in gran conto dagli investigatori: i rapporti d'affari fra l'ex ministro Scajola, tuttora agli arresti, e il latitante di mafia, l'ex deputato Amedeo Matacena, che avrebbe cercato di aiutare facendolo transitare da Dubai al Libano, e la moglie di quest'ultimo, Chiara Rizzo, che nelle prossime ore sarà trasferita in Italia. Il settore di riferimento sul quale si stanno accendendo gli interessi degli inquirenti è quello dell'eolico e la società monitorata è la Fera SRL di Milano, che ha costruito 2 parchi eolici in Liguria, a Cairo Montenotte e alla Rocca, comune di Ponte Imbrea, in provincia di Savona. Madrina della seconda inaugurazione fu Maria Teresa Verda, la moglie del ministro Scajola, dell'ex ministro Scajola. Senza dimenticare che Scajola, ai tempi in cui guidava il Ministero del Sviluppo Economico, stanziò quasi mezzo miliardo di incentivi al settore, e ancora il figlio, Piercarlo Scajola, è socio con Daniele Santucci in un'azienda che si occupa proprio di energie alternative, e proprio Santucci era stato individuato dall'antimafia alle Seychelles insieme all'ex deputato Matacena, già latitante lo scorso anno. Nella missiva inoltrata agli inquirenti si fa riferimento ad almeno un viaggio che Matacena avrebbe compiuto nella sede della Fera SRL
a Milano. La stessa affare è stata coinvolta in varie indagini dell'antimafia al sud, in Sicilia in primis. E sempre dal secolo XIX di Genova, per la cricca di Greganti e Frigerio e compari, il colosso del nucleare, la Sogin, società statale, e quelle consulenze d'oro per potenti e avvocati VIP, l'inchiesta sulla Sogin, tra i beneficiari della pioggia di denaro, il figlio di Previti e il senatore Donato Bruno, già presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, ma dopo le nuove nomine, taglio milionario agli incarichi. Si parla di superconsulenze, nomine e appalti. Per gli inquirenti la chiave di volta dell'inchiesta sulla Sogin, società che si occupa della gestione post-nucleare italiana, è tutta qui, in questa partita di giro del valore di svariate centinaia di migliaia di euro, anzi milioni di più, miliardi, scrive il quotidiano genovese. 2 inchieste, una della Procura di Milano e l'altra interna alla società Sogin, che ha il compito di smantellare gli impianti nucleari in Italia, sono il risultato contabile di una due diligence, di un'analisi dei conti voluta dal nuovo amministratore delegato Riccardo Casale. La prima indagine è il frutto della cosiddetta cricca degli ex, Frigerio e Greganti, il compagno G, ma anche Sergio Cattozzo, che dell'UDC, poi transitato nel nuovo centrodestra di Alfano, è stato segretario ligure, e Luigi Grillo, PDLino, recentemente uscito dal Senato, tutti arrestati perché, secondo i pubblici ministeri, brigavano per controllare nomine nelle aziende di Stato e per aggiudicare a imprenditori amici lavori di importanza strategica, come quelli per Expo 2015 a Milano e per la Città della Salute, ma anche gli impegni della Sogin nelle centrali in via di dismissione. Così il secolo XIX di Genova. Sempre poi dal quotidiano genovese, Ansaldo Nucleare raddoppia, il fondo strategico italiano, Cassa Depositi e Prestiti, va verso l'acquisto del 100% della Nuclear Engineering Services. La società è il leader nello smantellamento di centrali nucleari, ma nel Regno Unito stavolta. E infine segnaliamo dal quotidiano genovese anche la pagina dedicata al bilancio dell'amministrazione del sindaco arancione di Genova, Marco Doria. 2 anni di Doria, le promesse tradite, titola il secolo. Pochi obiettivi centrati, in ritardo sul programma, un bilancio con più ombre che luci. Conti in ordine, spending review avviata, iniziative limitate su anziani e famiglie. E c'è un impressionante elenco di cose promesse dal sindaco Doria e delle realizzazioni, molto poche. Molto disastroso, secondo il quotidiano genovese, il bilancio del sindaco Doria. Vediamo però anche il Giornale, in prima pagina: Casa Renzi che è un bordello, titola il Giornale, tassatori e incapaci, governo in tilt sulla Tasi, rinviata a settembre, aumentano le imposte ma non sanno riscuoterle. Lo spread sui titoli pubblici riprende a salire, l'Europa certifica il nostro disastro occupazionale e in diretta TV basta Vespa per sgonfiare Grillo. Tra Matteo Renzi e i mercati la luna di miele è finita, commenta Marcello Zacchè a proposito del famoso spread in rialzo. E poi c'è spazio in prima pagina sul Giornale per il nuovo centro affari di Alfano. Quanti politici del nuovo centrodestra nelle carte delle indagini sull'Expo? Maurizio Lupi, Angelino Alfano e l'ex senatore Luigi Grillo, in prima pagina sul Giornale. Il pezzo di Enrico Lagattolla a pagina 9. Quanti alfaniani tirati in ballo nelle intercettazioni di Expo. La cupola che gestiva appalti e mazzette si preoccupava di cercare coperture tra i politici del nuovo centrodestra. Da Alfano a Lupi, ecco come si muoveva la cricca per avere aiuti, con metodo bipartisan, per far contenti tutti, piazzarne uno per ogni angolo. E ancora dal primo piano del Giornale, caso Ruby, Bruti liberati, il capo della Procura di Milano mentì anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Sono le nuove accuse del pubblico ministero Robledo, che chiama a testimoniare l'ex marito di Ilda Boccassini, altra PM di punta antimafia del Tribunale di Milano. Spunta una misteriosa indagine interna contro il vice Robledo. Continua la telenovela di intrighi e colpi bassi, scrive Luca Fazzo, al Palazzo di Giustizia di Milano. Nel giorno in cui una relazione ufficiale della Guardia di Finanza scagiona Robledo dalle accuse di aver disposto un pedinamento abusivo,
si scopre una inusuale indagine interna sull'operato di Robledo in barba ad ogni regola. Intanto Robledo torna all'attacco e accusa il suo capo, Bruti Liberati, sull'affidamento del fascicolo alla Boccassini. Avrebbe reso false dichiarazioni al Consiglio Superiore della Magistratura. Ancora 2 segnalazioni in prima pagina sul Giornale. L'affondo di Renato Brunetta sulla ricostruzione del complotto contro Berlusconi nel novembre 2011, il Quirinale fa acqua. La replica di Napolitano alle accuse di Forza Italia sulla complicità nel complotto anti-Berlusconi del 2011 è arrivata. Peccato che, fa notare Renato Brunetta, la ricostruzione faccia acqua da tutte le parti, incongruenze e lacune, una risposta non sufficiente, dice Brunetta. A proposito di Quirinale, Magdi Cristiano Allam, pare candidato anche lui alle prossime europee, ha presentato un esposto in procura denunciando Giorgio Napolitano per tradimento. L'Italia è l'unico paese occidentale formalmente democratico, è l'unico Stato formalmente di diritto in cui, di fronte a prove sul perpetramento di un colpo di Stato finanziario che il 12 novembre del 2011 costrinse il capo del governo Berlusconi a rassegnare le dimissioni, la magistratura non ha neanche aperto un fascicolo. Il Presidente della Repubblica se ne lava le mani con un comunicato in cui dice di non sapere nulla. La classe politica nega l'evidenza, reiterando le tesi sull'impennata dello spread e sullo sfaldamento della maggioranza, che in realtà furono gli strumenti del complotto. I maggiori organi di comunicazione fanno quadrato difendendo la versione ufficiale, gran parte degli italiani sa nulla di ciò che è successo. Alto tradimento sul complotto, denuncio Napolitano, scrive Allam. L'associazione Salviamo gli Italiani, cioè Allam, presenta un esposto in procura per il silenzio del Quirinale sul golpe finanziario che fece fuori Berlusconi. Pagina 4 del Giornale, poi va citato il pezzo di Paolo Bracalini su Beppe Grillo in TV da Bruno Vespa, gag e confusione, Grillo spara su tutto, spiega niente. Il comico da Vespa si incarta, schiva le domande, usa il solito repertorio e le telecamere, commenta Maurizio Caverzan, lo mandano in tilt. Ma poi il giornale ricorda anche il muro di omertà su 3 miliardi di lire evasi. Nessuno parla della denuncia del manager Lello Liguori sui soldi intascati da Beppe Grillo. Scattano solo querele e intimidazioni. Liguori aveva detto che per ogni serata Grillo prendeva 70 milioni in lire, ma soltanto 10 erano regolari. E sempre dal giornale di oggi l'articolo di Fabrizio De Feo sulle promesse di Renzi anche in tema di fondi europei, ma che 183 miliardi. Sui fondi europei Renzi dice bugie. Interviene l'esperto, un consulente di Romano Prodi, che smentisce Renzi. Quei soldi sono molti di meno, dice l'esperto prodiano di fondi europei. E infine, sempre dal giornale di oggi, oltre agli alfaniani tirati in ballo nelle intercettazioni Expo, c'è il direttore, l'ex direttore degli appalti dell'Expo, Paris, il quale ammette che le gare d'appalto erano truccate, interrogato dai PM. Il giudice nel frattempo lascia in carcere Frigerio. A pagina 15 del giornale, pagina degli esteri, da segnalare l'articolo di Gianmica Lessin sul rischio di guerra civile e di faida con gli islamisti in Libia. Libia che torna nel caos, l'Italia finge di scoprirlo ora che è troppo tardi. A Tripoli il secondo golpe in pochi giorni, Renzi soltanto adesso grida al disastro e l'ambasciata consiglia il rientro ai nostri connazionali. Dobbiamo fare qualcosa in Libia, ha detto Renzi. Gli alleati ci volevano in prima fila a vigilare e noi abbiamo voltato la testa, scrive Michele Sin sul giornale, che lasciamo con una ultima segnalazione. Paio anzi, dalla pagina delle cronache, il Papa commissaria i vescovi e detta la nuova linea alla Conferenza Episcopale Italiana, un'altra prima volta di Francesco, apre l'assemblea al posto del presidente della CEI Bagnasco. Basta divisioni, siate semplici e all'Italia, dice il Papa, non ceda alla rassegnazione. Infine, sempre dal giornale, in pagina di cronaca, l'articolo di Francesco Paolo Giordano sui borseggi, lo smog e le città noiose. All'estero ci dipingono così, come ci vedono e come siamo. Altro che bel paese. Nelle classifiche su ambiente, economia e vivibilità, l'Italia è nelle ultime posizioni e attira sempre meno gli stranieri.
Per il New York Times soltanto il Vaticano merita una visita turistica. Il primato per l'onestà spetta a Helsinki e l'Italia neanche considerata. Vediamo però anche l'apertura del Fatto Quotidiano. Grillo attacca gli 80 euro da Vespa, parla di voto di scambio. Il leader del Movimento 5 Stelle duella per un'ora in diretta a porta, sfotte il conduttore sul Duce, il fascismo l'ha creato tuo papà, se vinciamo cade il governo e processiamo politici e giornalisti. Mentre Renzi teme il sorpasso, lui e Forza Italia sono buffoni, dice Renzi. A proposito però di Europa, c'è anche da segnalare sul quotidiano Libero a pagina 2, non l'abbiamo segnalato prima, adesso lo vediamo subito, il quotidiano Libero, dopo il Fatto Quotidiano, dove in prima pagina c'è anche l'articolo di Marco Travaglio contro il professor Giovanni Fiandaca, candidato in Sicilia del Partito Democratico, docente di diritto e autore di numerosi pezzi su Il Foglio di Giuliano Ferrara per criticare il processo sulla trattativa Stato-mafia, cosa che evidentemente non può piacere a Marco Travaglio. E siccome, come ci informa la Stampa in prima pagina, Matteo Renzi sta per regalare a tutte le puerpere parti senza dolore, l'unico miracolo che non era venuto in mente neanche a Berlusconi, non avrà difficoltà a compiere un'impresa molto più modesta, svelare finalmente agli italiani cosa pensa della trattativa Stato-mafia. Chi dice di fare della legalità la bandiera della sua rivoluzione deve rispondere a un quesito semplice. Ritiene anche Renzi una buona idea combattere la mafia trattando con la mafia? Se sì, si comprende perché il PD candidi nelle isole il professor Giovanni Fiandaca, docente di chiara fama e fiero giustificazionista della trattativa Stato-mafia, del quale il Fatto si occupa anche nelle pagine interne. Prima della pubblicità, pagina 5 del Fatto, scesi dalle auto blu, 104 poliziotti vanno in Guardiola, gli agenti alla guida delle auto blu vendute su eBay da Renzi sono passati al servizio dei palazzi istituzionali. Devono controllare i badge e le carte di identità. Quanto a Palazzo Chigi, spending review anche lì, tutti i precari del presidente Renzi a rischio Cottarelli, l'ha detto alla spending review del governo. A Palazzo Chigi, oltre ai burocrati super pagati, ci sono anche i precari che rinnovano i contratti di anno in anno ai minimi previsti dagli accordi nazionali. Sono circa 200 persone, tra facchini, addetti alle pulizie, manutentori e tecnici. Lavorano vicino a Renzi, ma al soldo di aziende che gestiscono in appalto la fornitura dei servizi. Il 30 giugno scadrà il contratto della maggior parte di loro. Non si sa se verranno rinnovati. E prima della pubblicità, a pagina 6, dilettanti al governo, l'articolo di Marco Palombi, la Tasi si rinvia ma resta un salasso, i comuni sono in ritardo, il governo ha perso un mese, si pagherà a settembre. E intanto un emendamento del PD al decreto legge casa propone la casetta libera per tutti, Renzi peggio di Silvio, titola il Fatto. Si consente di installare case mobili ovunque e senza permessi. E chiudiamo con il professor Fiandaca e una consulenza alla ditta finita nei guai per mafia. Il candidato del PD alle europee nelle isole, il professor Fiandaca, appunto nel 2011 la società Bacchi di Boretto era stata interdetta dal prefetto di Reggio Emilia. Contro il professor Fiandaca anche il governatore siciliano Crocetta. Fiandaca fece una consulenza per una ditta nei guai per mafia. Giorgio Meletti invece si occupa dell'uomo in più, ma ve lo vediamo dopo, se no la pubblicità ritarda troppo. Prima la pubblicità e poi ancora 2 o 3 segnalazioni dal Fatto Quotidiano, poi passiamo agli altri giornali di oggi. La fede
Torniamo al Fatto Quotidiano con l'articolo, dicevamo, di Giorgio Meletti su Massimo Ferlini, da Comunione e Liberazione alla Lega delle Cooperative Rosse. Le mani in pasta, il percorso dall'arresto nel 92 in Mani Pulite al ruolo di congiunzione fra i vecchi compagni e la Compagnia delle Opere. Il 7 maggio scorso, 24 ore prima dell'arresto dei furbetti Expo, Massimo Ferlini è uscito dopo 6 anni dal consiglio d'amministrazione della Manutencoop Facility Management, cooperativa rossa, coinvolta nello scandalo della Città della Salute, per il quale è indagato Claudio Levorato, da 30 anni monarca assoluto della Coop. Ferlini è un personaggio chiave dell'incrocio padano tra Compagnia delle Opere, Comunione e Liberazione, e Lega delle Cooperative Rosse, anzi quell'incrocio lo incarna, scrive Meletti. Lo scorso 25 novembre, proprio a Milano, un ambizioso convegno targato Italiani Europei, cioè Massimo D'Alema e Giuliano Amato, ha visto la celebrazione di una sorta di patto di cemento fra l'inamovibile ministro del settore Maurizio Lupi, Comunione e Liberazione, Nuovo Centrodestra, e l'aspirante commissario europeo Massimo D'Alema. Sotto ci sono quelli come Ferlini, gente che viene dalla politica ma se n'è allontanata per dedicarsi agli affari, facendo leva sulle relazioni politiche ereditate dalla vita precedente. Ferlini, oggi 58enne, aveva 36 anni nel maggio 92 quando fu arrestato dal pool Mani Pulite per una storia di tangenti al partito di cui era dirigente a Milano, il PDS. Tra assoluzioni e prescrizioni è uscito indenne dai processi e ha cambiato vita, passando dalla militanza comunista alla Compagnia delle Opere. È lo stesso Ferlini a spiegare che nel 2008, quando Levorato, il numero 1 della Manutencoop, voleva portare in borsa la Manutencoop, fu chiesto a lui, vicepresidente nazionale di Compagnia delle Opere, di andare nel consiglio di gestione della cooperativa rossa a interpretare la parte del consigliere indipendente, una delle tante finzioni di cui si è dotato il panorama aziendale e finanziario italiano. Sono due mondi diversi ma con radici e valori comuni, disse Ferlini. Quasi le stesse parole usate 10 anni fa da Bersani al meeting di CL a Rimini. Se vuole rifondarsi, la sinistra, disse Bersani, deve ripartire dal retroterra di Comunione e Liberazione. La vera sinistra non nasce dal bolscevismo, disse Bersani, ma dalle cooperative bianche dell'Ottocento. Ci sono le chiacchiere, ma ci sono anche gli affari, scrive Giorgio Meletti. Gian Stefano Frigerio, uno degli arrestati per l'Expo, area Nuovo Centrodestra, dice in un'intercettazione: anche Maurizio Lupi è amico di quelli di Manutencoop, la cooperativa rossa di Levorato. Scrive la Guardia di Finanza: Frigerio sostiene di conoscere bene i legami che ci sono tra Manutencoop e i Ciellini, tanto che negli ultimi anni con Formigoni Manutencoop avrebbe già ottenuto importanti lavori. Il diavolo e l'acqua santa sono soci di fatto, scrive Meletti, e Ferlini ha la biografia giusta per fare da anello di congiunzione. Quando Lega Coop e Compagnia delle Opere hanno fatto insieme Obiettivo Lavoro, società per il lavoro interinale i cui intrecci con gli ideali cooperativi sfuggono ai più, c'era Ferlini nel consiglio di amministrazione. Quando è nata Italia Lavoro, società pubblica attiva sul mercato del lavoro, c'era Ferlini di mezzo. L'altra sua specialità è l'immondizia. Dal 1995 è impiegato in attività di consulenza ambientale presso varie società. Nel 2003 il ministro dell'Ambiente Matteoli lo bolle a capo dell'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, ormai imprenditore e da anni membro della Giunta della Camera di Commercio di Milano. Soprattutto non si è voluto privare della sua competenza Francesco Colucci, uno dei tanti piccoli re lombardi delle bonifiche, che ha voluto Ferlini alla presidenza della Daneco Impianti. È la società che, secondo i magistrati di Milano, ha pagato 700.000 euro per corrompere il capo della segreteria tecnica del Ministero dell'Ambiente, Luigi Pelaggi, e ottenere l'appalto da 36 milioni di euro per la bonifica dell'ex Sisas di Pioltello, Milano. Daneco Impianti vinse l'appalto senza certificazione antimafia, benché la stessa prefettura avesse segnalato la permeabilità dei Colucci ai condizionamenti delle organizzazioni criminali.
Per tutto questo Colucci e Pelaggi sono stati arrestati nello scorso gennaio e avviati a giudizio. Ferlini intanto presiede, fa il presidente. Così Giorgio Meletti sul Fatto Quotidiano. Nel frattempo lo IOR e i conti che nessuno ha chiuso, nell'articolo di Marco Lillo sempre sul Fatto. A dicembre scorso era stata annunciata l'estinzione di ben 1200 rapporti bancari oscuri e peraltro era stata annunciata l'estinzione di questi rapporti bancari per 1200 persone o enti o società che hanno un'ottima banca offshore a disposizione in Italia, quella del Vaticano, senza però dire quali erano i nomi delle persone e delle società titolari di questi conti correnti offshore. In realtà non si è chiuso un bel nulla. Nulla è avvenuto, racconta Marco Lillo. Nel 2013 202 segnalazioni sospette fatte dall'Autorità di Informazione Finanziaria Vaticana. L'anno prima soltanto 6, nel 2011 solo una. E chiudiamo dal Fatto con i 7.000 euro al figlio di un giudice erano prestiti, dice l'uomo finito in una storia di usura con il figlio del magistrato cassazionista che condannò Berlusconi. La vicenda è complessa, la racconta Vincenzo Iurillo a pagina 11 con un'intervista. Trattasi di Dario Disa, avvocato, sotto inchiesta per usura, figlio del giudice Claudio Disa, uno dei magistrati del Collegio di Cassazione che ha confermato la condanna a 4 anni di Berlusconi per il processo Mediaset. Il Fatto Quotidiano ha scoperto qual è la vicenda giudiziaria per la quale Vincenzo Donnarumma, ristoratore finito in questa inchiesta per usura sul figlio del giudice, ha versato 7.000 euro al figlio del giudice per poi telefonargli chiedendone la restituzione. Con ciò lasciamo il Fatto Quotidiano, vediamo Libero. Sulla questione della Tasi e l'apertura di Libero si paga in 75.000 modi e costerà più dell'IMU. I primi dati confermano le peggiori previsioni. Quasi tutti i sindaci hanno alzato le aliquote della nuova tassa sulla casa. Ad aumentare il caos ognuno ha scelto modalità diverse. Il governo rinvia la scadenza a settembre, ma soltanto nei comuni furbetti. L'intreccio fra percentuali e agevolazioni moltiplica all'infinito i modi di pagare. Torino guida la lista dei comuni che hanno portato l'aliquota al massimo. Milano e Roma massacrano le seconde abitazioni. Il commento del direttore di Libero, Maurizio Belpietro, in prima pagina sull'ipotesi di elezioni anticipate. Il Partito Democratico rallenta la corsa, ritorna l'idea delle larghe intese. Con l'Italicum Renzi rischia di arrivare terzo, potrebbe scegliere di votare subito col proporzionale per poi allearsi con Forza Italia. L'appunto di Filippo Facci in prima pagina su Libero. Beppe Di Pietro è il titolo del commento. Oggi per gridare in galera non serve neanche più un paravento di carte giudiziarie o un passato come Di Pietro o Ingroia. Basta gridarlo e basta. È sparito Di Pietro, ma abbiamo il Parlamento più dipietrista di sempre, più manettaro e più sfascista, avvelenatore di pozzi, teso a inasprire ogni conflitto e a delegittimare ogni cosa. In questo caso è Grillo, Beppe Di Pietro. E sempre dalla prima pagina di Libero il retroscena di Franco Bechis, Matteo spiazzato da PIL e spread, già bruciati gli 80 euro promessi a una categoria di lavoratori, tra il PIL che va indietro e lo spread che aumenta. Infine Maria Giovanna Maglie commenta in prima pagina su Libero i fatti libici, il paese libico è dilaniato da bande in armi, i regali della guerra libica sono i clandestini invece del petrolio. Da segnalare ancora su Libero a pagina 2 l'intervista fatta da Franco Bechis nella sua rubrica alla guida dell'automobile a Claudio Borghi Aquilini, candidato alle europee per la Lega Nord. La manovra dell'esattore Renzi, l'ha scritta Davide Serra dalle Isole Cayman, dice Claudio Borghi, professore alla Cattolica, manager bancario, editorialista e polemista. A poco più di 40 anni prova a inventarsi un altro mestiere, il politico. È diventato l'ideologo della campagna No Euro della Lega Nord di Salvini e con quel simbolo si candida alle europee nel nord-ovest e in Italia centrale. Borghi è salito a bordo dell'Abitacolo, la trasmissione della web TV di Libero condotta da Franco Bechis. A pagina 2 c'è la conversazione fra Bechis e Borghi Aquilini.
Secondo lei, la prima domanda, avrà effetto sul ciclo economico la manovra 80 euro di Renzi? Credo proprio di no, dice Borghi Aquilini. Più che abbassare le tasse, l'unica cosa sensata da fare sarebbe stata una moratoria fiscale ad ogni livello. Senza questa certezza anche gli 80 euro verranno messi da parte. Non mi compro un frigorifero se temo che arrivi la tassa sui frigoriferi, o non mi compro auto, casa, barca se nella migliore delle ipotesi vengo additato come ladro o giù di lì da chi mi governa. Pagina 8 di Libero, da segnalare anche l'articolo di Giuliano Zulin sulla trappola delle quote rosa che rischia di far annullare i voti per europee e comunali. Sulla scheda per le europee si possono esprimere fino a 3 preferenze, ma in questo caso bisogna che uno dei 3 prescelti sia di sesso diverso dai primi 2. Se si indicano 3 persone dello stesso sesso, la terza preferenza viene annullata. Per le comunali si possono esprimere 2 preferenze nei comuni con più di 15.000 abitanti, ugualmente si deve alternare il nome di un uomo e di una donna o il secondo viene cancellato. E sempre così per quanto riguarda il prossimo voto. Sempre da Libero, poi a pagina 16 l'articolo di Gianluca Veneziani sul libro autobiografico scritto da Marine Le Pen, Cresciuta all'ombra di leninisti e clandestini. Un libro autobiografico racconta l'infanzia e gli inizi di Marine Le Pen, dalle prime accuse di xenofobia a scuola all'attività di avvocato. Il libro è edito in Italia Pagine, dall'editore Pagine, 228 pagine, 18 euro, l'autobiografia di Marine Le Pen. E infine, sempre da Libero, la segnalazione dalla pagina delle cronache, le stazioni ferroviarie covo di rom e abusivi e se non paghi botte e insulti, scrive Salvatore Garzillo. Chi bivacca, chi spaccia per addetto, si spaccia per addetto ai bagagli e ai posteggi, chi pretende soldi per aiutarti alla biglietteria automatica. I viaggiatori sono sotto assedio nelle stazioni ferroviarie, ma nessuno interviene. Mentre a Ortona, Chieti, una bimba è stata iscritta sbagliata all'anagrafe per protesta contro le tasse. I genitori la registrano in modo errato, così dicono, quando compirà 18 anni potrà ribellarsi allo Stato e non pagare il debito pubblico. È il secondo caso dopo Milano. A proposito di debito pubblico, le banche garanti del debito pubblico, l'istituto belga KBC ha accantonato 4 miliardi e 4 nella trimestrale a copertura dei titoli di Stato in portafoglio, esattamente come ha consigliato il capo della vigilanza europea Daniel Nouy. Un precedente pericoloso, rischiano più di tutte le banche italiane. Tante novità nella pentola delle banche europee. La più vistosa è il mega aumento di capitale di Deutsche Bank, con apertura del capitale al Qatar, che è già grande azionista della Volkswagen. Infine, altro regalo alla Germania. Ieri un vertice a Bruxelles per eliminare la scadenza dai cibi, pasta, riso e caffè. Con la scusa della lotta agli sprechi, l'Europa vuole cancellare dall'etichetta il termine entro cui mangiarli. È un favore ai colossi della distribuzione, che sono soprattutto tedeschi, scrive Libero. Con ciò lasciamo Libero, segnaliamo a pagina 3 di Avvenire l'articolo di Vito Salinaro sull'allarme farmaci contraffatti, un business più vasto della cocaina. Nel mondo 1 su 10 è falso, l'Italia è ancora immune. Il giro d'affari è di 75 miliardi di dollari all'anno per i farmaci contraffatti, le mafie in prima linea. Da Avvenire all'Unità, il buffone della lupara bianca è il titolo d'apertura, si tratta naturalmente di Grillo. E poi l'intervista ad Alexis Tsipras, la mia battaglia contro l'austerità. E il falso in bilancio e la prescrizione. Si cambia, titola l'Unità, che anche oggi per il quinto giorno esce senza le firme dei suoi giornalisti, chiedendo certezza sul futuro del giornale e sul pagamento degli stipendi dovuti. La proprietà continua a contrapporre un silenzio assordante. Oggi in assemblea i giornalisti dell'Unità decideranno come proseguire la lotta. Il Manifesto apre col doppio incubo. Il quotidiano comunista sottolinea: a una settimana dal voto l'Eurostat fotografa il disastro dell'occupazione che diminuisce ancora e gonfia il voto populista. L'Italia è in zona retrocessione, peggio stanno solo Grecia, Croazia e Spagna. E chi un lavoro ce l'ha nel nostro paese ha anche l'età più alta, over 50.
Pericolo astensionismo a 5 giorni dal voto. La campana suona a sinistra, titola il manifesto. A proposito di voto, amministrative in Grecia, Syriza di Tsipras è il primo partito in attica, ma ad Atene Alba Dorata, formazione di destra, ha triplicato i voti. Da segnalare, ma lo facciamo solo rapidamente, il pezzo di Guido Viale sull'Expo, l'occasione persa di Pisapia, mentre diamo un'occhiata anche alla prima pagina di Italia Oggi, con la Tasi rinviata a settembre, il commento a pagina 2 del direttore Pierluigi Magnaschi sull'Europa che ci comanda, ma noi parliamo d'altro, l'80% delle leggi italiane è un recepimento dell'Unione Europea. La campagna elettorale, va detto Lega a parte, invece di Europa non si occupa. E a proposito di politica interna, da segnalare anche a pagina 4 il cameo di Riccardo Ruggeri. Ora finalmente ho capito perché provo disagio ad ascoltare Renzi e Berlusconi, è perché vendono politica anziché farla. Avevo appena finito di leggere uno splendido pezzo di Paola Peluzzi su Nigel Farage, sul Foglio, che un amico da Londra mi chiama. Peluzzi racconta la campagna elettorale vincente di Farage attraverso l'ottica di Peter Auburn, mentre l'amico mi descrive in dettaglio le analisi di Auburn, che è il principe del Daily Telegraph, direttore associato del mitico The Spectator, sul momento preelettorale nel Regno Unito. Sono state una folgorazione. In questi mesi ho provato un senso di profondo disagio, scrive Ruggeri. Non riuscivo a spiegarmelo, lo imputavo alla mia condizione di essere passato bruscamente da né berlusconiano né anti allo stato di né renziano né anti. Anche la rete, frequento solo Twitter, rafforzava questo mio inspiegabile disagio di fronte alla comunicazione politica. Banale ma vera la sintesi degli anti. Se voti Renzi, voti Martin Schulz, orrore. Se voti Berlusconi, voti Jean-Claude Juncker, orrore. L'analisi dell'amico di Londra me l'ha chiarita di colpo. Posseggo fin da piccolo una sensibilità molto accentuata a individuare i bugiardi, scrive Ruggeri. Auburn è autore del crudel raffinato saggio del 2004 contro Alastair Campbell, uno degli spin doctor di Blair, dove ha distrutto una delle figure più oscene delle elite al potere, lo spin doctor appunto, individuo culturalmente abietto come il suo cliente. Perché questa conclusione? Perché vendono politica anziché farla. Questa di Auburn era la frase risolutiva che cercavo da tempo. Sono stati gli spin doctors a rovinare l'unico politico degno di questo nome che abbiamo avuto dopo Aldo Moro e Andreotti, Massimo D'Alema. Curiosamente costoro allignano soltanto nei partiti della sinistra euroamericana. Il peggio l'hanno raggiunto David Axelrod e Jim Messina, i creatori di Obama, che gli hanno sì fatto vincere uno la prima e l'altro la seconda elezione, rovinando però per sempre le sue presidenze. Ora ho capito, scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi, perché provo disagio ad ascoltare Renzi e Berlusconi, perché vendono politica anziché farla. Dicono cose condivisibili, con linguaggio appropriato, ma si percepisce che dicono il falso. Il disagio diventa irritazione quando ascolto quelli del loro cerchio magico che ottusamente ripetono banali refrain. Li paragono agli orrendi piatti di Ferran Adrià e dei celebri cuochi di oggi, bellissimi da vedere, che però non sono più cibo, ma cirri o il tiki-taka di Guardiola, tutta spuma e niente calcio. Ora capisco perché mi danno disagio perfino i tweet di Vittorio Zucconi, che perdono quando diventano così renziani e praticano contro i suoi avversari una tale violenza intrisa d'odio da raggiungere l'effetto opposto. Ho assistito alla ripresa, ripetuta all'infinito dalle TV, di un Renzi con maglietta gialla che alle ore 7:30, all'interno di una palestra, cavalca ilare una cyclette techno gym, parlando. I suoi spin doctors pensavano forse di trasferire l'immagine di uno proiettato alla velocità, al cambiamento? Purtroppo per lui, commenta Ruggeri, l'immagine era talmente finta da configurarsi come uno spottone per il costruttore, la Technogym, e nulla più.
Hanno perfino dimenticato che la palestra è una chiesa dove anziché pregare si suda in religioso silenzio e le telecamere non sono ammesse. Cari amici del PD e di Forza Italia, prosegue Ruggeri, i vostri contenuti politici restano nobili, ma il modo con cui i vostri leader li comunicano non colpisce più il nostro cuore. Su Twitter soltanto Anna Paola Concia è renziana affettuosamente credibile. Anzi, sono percepiti come finti, strumentali, politicamente corrotti. Temo che alcuni aspetti vi siano sfuggiti. Primo, la vostra comunicazione non è adatta al momento storico in cui viviamo. Voi pensate che questa sia una grande crisi, mentre noi cittadini siamo convinti che sia una grande guerra, la terza, quella delle élite contro di noi, al solo scopo di mantenere voi al potere. Consideriamo le vostre ricette vecchie, superate, non siete più credibili, dovete andarvene perché avete fallito, non solo come singoli, ma come generazione. Attenetevi a uno dei principi del capitalismo, via gli inetti. Secondo, osserva e conclude, e s'avvia a concludere Riccardo Ruggeri su Italia Oggi. I votanti di Grillo, Salvini, Le Pen, Farage non pensano certo che costoro siano in grado di governare o che abbiano le ricette giuste, ma nella loro modestia e volgarità li percepiscono quantomeno sinceri, mentre voi no. Lo scrivo da mesi, le elezioni europee per i cittadini sono a rischio zero in termini di governabilità, ma saranno il giusto messaggio da inviare a una classe dirigente inetta in politica e peggio di corrotta. Terzo punto, circa l'Europa, il tema vero che vi rifiutate di cogliere non è euro sì o no, ma che l'azienda europea non solo è carente in termini di prodotto mercato, in questo senso è ancora recuperabile, ma che il suo modello organizzativo e quello della selezione della classe dirigente sono da buttare. Un bel chapter 11 e fuori tutti, azionisti, manager, burocrati e autisti blu. E si riparte con le terze e quarte linee. Questo è l'approccio liberale. Molti lo invocano, pochi lo praticano e se lo fanno, spesso lo fanno in forme bastarde. Scrive Riccardo Ruggeri su Italia Oggi, a pagina 4. Infine chiudiamo con il Sole 24 Ore. Il quotidiano di Confindustria apre anch'esso sulla Tasi, rinvio a settembre per i comuni in ritardo, e sul sì al decreto casa, via libera al bonus mobili allargato. A centro pagina lo spread BTP Bund tedeschi che risale a 180, pesano le tensioni in Libia e l'esito delle elezioni amministrative in Grecia, e poi ancora lo show di Grillo in TV da Vespa, il 25 un voto politico o noi o loro, dice Beppe Grillo. A chiudere la prima pagina del quotidiano di Confindustria, la Libia alla resa dei conti, mai più terra promessa, scrive Valerio Castronovo, il tentato golpe, l'ondata di migranti e l'Italia. Ora è una terra falcidiata da una guerra civile, dall'esito incerto che mette a rischio anche la presenza delle imprese estere, molte delle quali italiane. È anche la principale area di raduno e partenza da ogni parte dell'Africa per migliaia di migranti stipati per mano di bande armate di trafficanti nei barconi in rotta verso le coste siciliane. Per 100 anni la Libia è stata una sorta di terra promessa, scrive ancora Castronovo. Sua analisi continua a pagina 23 a proposito della Libia mai più terra promessa e dell'ondata di migranti verso l'Italia. Una ricostruzione anche storica con la quale noi chiudiamo la rassegna stampa. Buona mattina a tutti da Giulio Cainarca. Allora, questa è l'auto giusta per voi. 4 ruote motrici, interni in pelle, cerchi in lega, cambio automatico, full option al prezzo assolutamente. Sì, ho capito, ma la Digital Radio ce l'ha. Oggi